Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Il questore di Trieste, Pietro Ostuni, ha emesso 2 DASPO urbano nei confronti di 2 cittadini kosovari ritenuti responsabili di episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi in 2 momenti diversi in piazza Garibaldi. Secondo una ricostruzione, il 28 marzo scorso un kosovaro aveva aggredito alcuni connazionali in un bar ed era stato arrestato dalla polizia locale per tentato omicidio e lesioni personali. Ai 2 è stato inibito per 6 mesi l'accesso a tutti gli esercizi che somministrano bevande e alimenti nell'area di piazza Garibaldi e nelle vie circostanti, così come anche lo stazionamento nei loro pressi. 2 marocchini, 37-40 anni, sono stati arrestati nel corso di un'operazione antidroga della mobile di Pordenone che ha visto anche l'esecuzione di varie perquisizioni personali e domiciliari. Oltre 6 kg di hashish sequestrati, mentre 9 sono le persone iscritte nel registro degli indagati. I residui vegetali trovati nelle suole delle scarpe di Liliana Resinovic sono compatibili con il terriccio dell'area dove è stato trovato il corpo. Lo rende noto con un comunicato il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. Dagli esami effettuati si presume che Liliana potrebbe aver percorso i tratti della via di accesso al sito in cui è stato ritrovato il corpo privo di vita. La nota della procura conferma le indiscrezioni che erano circolate alcuni giorni fa, proprio sull'esito di questa consulenza. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 15.124 test e tamponi, sono state riscontrate 1.533 positività al Covid, pari al 10,13%, 5.123 tamponi molecolari, 269 nuovi contagi, 10.001 i test rapidi antigenici, 1.264 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 10, i pazienti in altri reparti 155. Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.